Buongiorno, ben ritrovati, è il 23 novembre, lunedì. Dunque, oggi dovrebbero arrivare le due ordinanze, come detto già, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, alla fine rinviata quella di Massimiliano Fedriga ulteriormente alla giornata di oggi, mentre Zaia lo aveva anticipato, quindi Fedriga sarà in onda alle 11:30, mentre Luca Zaia un'ora dopo in diretta per le proprie conferenze stampa. Li seguiremo appunto in diretta proprio per capire quali decisioni. Ci sono un po' di modifiche, ci sono due temi in particolar modo che oggi sui quali dovremmo ragionare. Secondo me ne parlavamo anche ieri sera durante la prima serata di Tele4. Uno è il Black Friday e l'altro è il conteggio delle vittime, cosa già detta, stradetta, ridetta mille volte, alla quale abbiamo aggiunto un'inchiesta proprio nostra invece, che raccontava come anche i guariti dopo mesi dal Covid e morti per tutt'altra causa vengono comunque conteggiati come vittime Covid, perché così vuole l'ISS. Poi arriviamo a questi due temi. Dunque c'è il Natale brindato, non è il Natale blindato, ma il Natale brindato secondo quella che è la ricostruzione ormai unica dei giornali. Ieri dicevano poco, si può fare poco, forse lo sci, ma no, allora si arrabbia il ministro Azzolina, ministro delle scuole, perché si va a sciare e non si può andare a scuola. Allora Conte dice oggi se si abbassano i contagi già scuole riaperte a dicembre e non dopo il 7 gennaio come pareva nei primi momenti. Intanto il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto si è aggravato e è stato ricoverato negli ultimi giorni in terapia intensiva, ma già pare che tra oggi e domani comunque debba uscire e tornare in reparto. Questo è un dato importante. Che cosa volevo dirvi? Beh, ecco, per quanto riguarda il Natale, poi ci arriviamo, il Black Friday. Ieri c'è stato questo confronto tra il governo e appunto le associazioni, che tra l'altro avrebbero idee differenti all'interno delle stesse associazioni, ma il dato è molto semplice, l'abbiamo detto quante volte, senza seguire l'indicazione di Galli che dice se vogliamo la Pasqua libera compriamo adesso online, no? Mi pare che sia questa la sua dichiarazione, facendo arrabbiare tutti i negozi di vicinato, quelli che non ritroveremo più quando riapriremo. Spostare considerare che il Black Friday potrebbe valere da solo il 35% degli acquisti di Natale, per esempio. Quindi chi pensa di fare i regalini, di comprare qualcosa, già li comprerebbe il 27 novembre, mi pare che sia il Black Friday, no? Il prossimo venerdì, il 35% in quella giornata. Ma se in molte regioni i negozi sono chiusi sempre perché sono zone rosse o perché magari ci sono ordinanze ulteriormente restrittive nelle zone arancioni o gialle addirittura, ma soprattutto arancioni, dove i governatori sono intervenuti, pochi a dire il vero, facendo restrizioni di questo tipo, quindi, ma soprattutto nelle zone rosse, che sono tante ormai queste regioni. Secondo voi il Black Friday dove compreremo i regali o queste cose? Online? O questi primi acquisti, o comprarci qualcosa per noi con delle maxi scontistiche? Benissimo, solo e soltanto online. Quindi del Black Friday, che di solito è una boccata d'ossigeno per i negozianti, in questo Black Friday chi guadagna? Solo Amazon. E noi non riusciamo a fare, mi pare come in Francia, un accordo tra noi e Amazon, dicendo: signori miei, questa è una Black Friday per gli italiani, e dopo, quando riapriranno i negozi, o almeno andiamo a far riaprire i negozi poco prima di Natale, come detto, per evitare di far guadagnare soltanto i grandi gruppi online, che poi non siamo neanche in grado di tassare. Ma comunque questo va a discapito ovviamente dei nostri negozianti, e va detto e ribadito molto bene. Questo è importante, diciamo, un appello al triestino ministro Stefano Patuanelli, che è uno capace. Su questo bisogna trovare un accordo, anche se sono, come dicevamo, le stesse associazioni di commercianti in disaccordo tra loro. Bene, arriva una nuova ordinanza di Friuli Venezia Giulia, del Veneto si sa poco. Il Giallo Plus oggi dovrà comunque avere questo intervento con una nuova ordinanza. Per il Friuli Venezia Giulia, zona arancione, al quale è stato chiesto comunque di fare una nuova ordinanza, non ci sarebbero più le microzone rosse, ma in questi 6 comuni, Dolegna, Clout, vado a memoria, non mi ricordo più, sono 6 paesi, qua si fa il tapponi a tappeto, si tratta circa di 5.000-6.000 persone. No sci, abbiamo detto, massimo 4 a cena, e gli spostamenti sarebbero solo tra familiari per quanto riguarda il Natale, ma Conte ha detto che si potrebbe addirittura
riaprire la scuola prima. Ogni giorno ne dicono una diversa, su questo bisognerà attendere. Il direttore generale Benazzi, direttore generale dell'US 2 della Marca, cosa ha detto? Quello che ripetiamo da mesi. 500 morti nella Marca non è vero, al massimo è il 15% di questi che non aveva altre patologie, quindi il 15% di questi è il puro, chiamiamolo così, scusate, pura vittima da Covid, perché stiamo sbagliando il modo di classificarli. Il nostro in Italia è un calcolo masochista, andate a vedervi la differenza, non dico con la Cina ovviamente, ma con la Svezia, ma soprattutto con la Germania. Guardate il numero di vittime in un paese paragonabile a noi come la Germania, che sono molto meno. Bene, questo 15% è senza patologie, dice il direttore Benazzi. È sbagliato, no? Il nostro modo. Gli altri paesi calcolano come vittime di Covid polmoniti bilaterali. Allora solo in quel caso chi è morto con una polmonite bilaterale viene classificato Covid. Noi anche per un tampone positivo, e cita il caso, lo disse più volte in questi mesi anche a noi, di persone che arrivano anche per passare gli ultimi giorni in una struttura sanitaria, quindi malati terminali purtroppo, e che risultano positivi al tampone, muoiono nell'arco di pochi giorni e risultano morti di Covid. Quante volte l'abbiamo detto? Ma oltre a questo, che ormai era chiaro a tutti i parenti che restavano straniti, diciamo, di fronte a una classificazione Covid di un parente che sapevano da tempo essere malato terminale, si citano anche altri episodi di questi familiari che dicono aveva mio zio, mio nonno, mio parente una malattia oggettivamente invalidante ma con la quale avrebbe convissuto ancora. Eppure invece è intervenuto il Covid, e qui c'è questa bivalenza, ma nella stragrande maggioranza dei casi è vero che comunque abbiamo fatto male questa classificazione, tra l'altro rispetto ad altri paesi europei, e su questo ci vorrebbe una omologazione, senza poi dire, come già raccontato, che poi trovammo quell'eccesso della classificazione dei morti a Covid, anche se morti guariti di tutt'altra causa. Però comunque i dati ci sono, e lo cita il Ministero della Salute. A Trieste per esempio più 8% a settembre di quest'anno vittime, cioè morti, più 8%, più 15% a ottobre. Non è un controsenso, attenzione, questo significa che la malattia c'è, colpisce e contribuisce. Tra gennaio e aprile di quest'anno 12,5% in più delle vittime, per esempio nel solo marzo-aprile su Trieste, marzo-aprile sull'anno precedente, quindi marzo-aprile 2020 su marzo-aprile 2019, più 48,5% addirittura i decessi registrati a Trieste. Bene, ci vediamo alle 11:30 e con l'ordinanza di Federica alle 12:30 con quella di Zaia per capire le novità, in diretta qui sulla pagina, poi sul sito ferdinandoavarino.it. Stasera non sarò a Ring come anticipato, è una giornata speciale, e poi ci vediamo invece domani sera alle 21:15 su Antena 3. Ciao!